Allora, abbiamo fatto il giretto da casa Shops. Casa Shops. Ho preso due bicchieroni, quelli alti, belli, grossi, spessi proprio, che non sono di vetro, di quello no, perché in mano mia non durerebbero niente. Ma cos'è che ho preso da casa Shops? Ah, un nastro di Utah. E abbiamo fatto il giro a Tigotà ammorbidente, che al nostro Tigotà lassù non c'è. No, siccome l'hanno ristrutturato qua al Tigotà, poi davano anche dei regalini. Ho preso un pettine da viaggio, sempre comodo. Un pettine e la borsa, la shopper, che è questa qua, sì. Io ho preso quella piccolina perché è più comoda, però c'era anche quella bella grande, ma ne ho tante di grandi, sì che questa mi torna sicuramente utile. No, non era così grande. Poi cosa abbiamo? Ah, ho preso la tinta di nuovo, perché è già ora di rifarla. Sono già abbastanza gialli. Tinta ammorbidente, 2 tipi di shampoo. Allora, tutti e due per purificare il cuoio capelluto. Però ne ho presi 2 per provare. E poi basta. Sapete che c'è gente, non ho voglia di pixelare l'immagine. E non c'è neanche tanto traffico in entrata qui, stranamente. Saremmo potuti venire in giornata. Non c'è ancora traffico, quello intenso. Comunque fa caldo. E bon, vai. Abbiamo trovato parcheggio fortunatamente, ma io credo che adesso sia pieno. Il tempo un'ora si è riempito. Perché questo, essendo centrale, sì, è molto comodo, no? E non so se avete notato, non vi ho fatto vedere l'outfit, ma perché in camera non c'era uno specchio grande. È una cosa che mancava, uno specchio grande. Vabbè, ho messo su questa qui che è di Shein, è leggerissima. E poi ho i pantaloni di ieri. Alla fine ho detto finisco di sporcare i pantaloni di ieri e la camicia anche, tanto. Ecco, qua all'ombra c'è fresco, vai al sole, muori di caldo. È difficile capire come vestirsi. Allora, c'è gente col cappotto, col giaccone, e c'è gente versione estiva. Anche ieri sera non era caldo, c'era gente svestitissima. Guardate che qua non ci sono targhe, no, perché poi quando edito i video non è che vado tanto a vedere di nascondere, perché non mi ricordo. E alla fine sì, il parcheggio è pieno. Hanno chiuso, basta, non può più entrare nessuno. L'ho fatto proprio giusto in tempo. Io ho frittura mista di pesce e devo dire che è molto molto buona. Dopo vi faccio vedere Franz. Ecco, direttamente la pentola. Allora, questi sono dei gonfiabili, dinosauri, il gorilla. Ah, c'è troppa gente, non riesco a fare le riprese. Ecco, altro dinosauro. E gelatino post pranzo. Ore 15:36, siamo già in macchina per tornare a casa perché c'è già colonna e siamo già imbottigliati. Questa è la seconda rotonda. Sì. Queste 2 rotonde qua sono le peggiori, perché la gente va ovunque, cioè non so, tutto un dentro fuori, tutto un casino. Quindi comunque abbiamo già deciso di partire, anche se non era ancora iniziata la manifestazione degli aquiloni, non erano ancora stati fatti alzare in aria tutti, anzi praticamente nessuno ancora, ma abbiamo deciso di partire subito perché altrimenti non so a che ora saremmo arrivati a casa stasera. Ma guarda questo come gira. Ragazzi, guarda che manovra che fa. Avete visto dagli occhiali forse? Non lo so. Però d'altronde se non azzardi a fare cose del genere non passa più. È che ecco, bisogna stare tanto attenti a queste 2 rotonde.
davvero. Vabbè, detto ciò, tanti hanno avuto la nostra idea. Noi abbiamo tantissimo caldo, ma sono solo 20 gradi. Io sono così e in pantaloncini corti, ma sono solo 20 gradi. Però il sole è caldissimo, caldissimissimo. Vabbè, andiamo a casa. Allora, siamo tornati a casa alle 6 e un po', e qualche minuto. Mi sono colorata la faccia, un po' leggero, però voi forse non lo vedrete perché io metto sempre un filtro che schiarisce tutte le immagini, però ho un leggero colorito, si vede che sono stata al mare. Allora, intanto parto col dirvi che abbiamo fatto un po' di colonna anche partendo alle 3:30. E siamo partiti perché alle 3 era previsto l'inizio dell'evento del volo di tutti gli aquiloni, ma alle 3 non avevano iniziato, sicché 3:15 abbiamo detto boh, andiamo via, 3:20 erano così, abbiamo detto boh, andiamo via, torniamo a casa perché sicuramente ci sarà già casino, infatti, e c'era già colonna, c'era già traffico e vabbè, siamo arrivati alle 6 e poco più, insomma, quindi ottimo, 6:15 forse. Ottimo come orario perché comunque, cioè, arrivare tipo alle 10 di sera è un po' un problema, nel senso che arrivi, devi pulire, devi sistemare, no. Cioè, alla fine siamo stati meno di un giorno a Jesolo, perché senza contare il viaggio andata e ritorno, meno di un giorno siamo stati via e mi è sembrato di star via per qualche giorno, per una settimana tipo, cioè mi serviva proprio staccare completamente e andare da un'altra parte. E io sto veramente bene quando sono laggiù. Peccato ci fosse tanta gente. D'estate c'è tanta gente, ma di giorno non ce n'è in centro perché sono tutti in spiaggia. E invece adesso c'era tanta gente veramente, anche a piedi in centro proprio. Allora, detto ciò, però, siccome non vi ho detto niente, oggi abbiamo pranzato in un ristorante pizzeria che abbiamo sempre visto passando, ma che abbiamo sempre snobbato, sbagliando veramente. Se per caso in futuro vi capitasse di andare a Jesolo, provate a fare un salto qui. Intanto c'è sempre coda, tipo ieri sera volevamo fermarci, ma all'andata era presto, erano le 6 e abbiamo detto no, aspettiamo, andiamo ancora un po' in là, camminiamo ancora un po', poi tornando indietro ci fermiamo lì. Errore, perché tornando indietro c'era colonna di fuori e non si poteva entrare a mangiare, era tutto pieno. E oggi a pranzo, a mezzogiorno e pochi minuti, siamo andati subito lì, cioè abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo fatto arrivare a mezzogiorno, tornati e siamo andati lì a mangiare. Questo ristorante pizzeria si chiama Atmosfera e devo dirvi che intanto rispetto a ieri sera abbiamo aspettato pochissimo, tra fare l'ordine e tutto è passato pochissimo tempo, cioè noi in neanche 20 minuti stavamo già mangiando, neanche 20 minuti, un quarto d'ora, e abbiamo mangiato molto bene. Io ho mangiato la frittura di pesce, pensavo mi rimanesse molto pesante, pensavo di stare male, niente, molto leggera, si vede che l'olio era buono, il pesce era buono e quindi devo dirvi che era buona, cioè era mangiabile, ce n'era tanta nel piatto per i miei gusti, vi ho fatto vedere, però il cibo ve l'ho fatto vedere, ecco, con la frittura per me era un po' troppo, ho avanzato qualcosina ma ha mangiato Franz, lui ha mangiato quella pasta fatta in casa, e infatti l'ho assaggiata anch'io, si sentiva, c'era il pecorino dentro e ahimè forse era un po' troppo, per me copriva il gusto del pesce. Comunque la pasta era buona, si sentiva che era fatta in casa, perché gli hanno chiesto se voleva la pasta fatta in casa, lui ha detto sì, va bene, e quindi gli hanno fatto quella. Abbiamo mangiato molto bene,
porzioni abbondanti, soprattutto la pasta secondo me era bella abbondante, lì ci mangiavano 2 persone tranquillamente, ma Franz aveva tanta fame, quindi ha mangiato tutto. Non ha fatto la scarpetta però, perché non so perché, gli ho detto guarda c'è lì un panino, fai la scarpetta, no, non ha voluto. Vabbè, comunque abbiamo mangiato molto bene e abbiamo fatto un errore a snobbare sempre in questi anni quel posto, perché davvero merita tantissimo. Poi il personale è molto gentile, sempre presente, c'è personale a sufficienza per il locale, ecco. Invece quello di ieri sera no, mai più, mai più. Comunque questo si trova in via dei Pioppi 20, quindi abbastanza centrale, anzi è centrale. Aspettate, centrale dipende, perché centro magari qualcuno lo considera Piazza Mazzini, noi consideriamo Piazza Brescia centro, perché è là che ci piace di più girare. Piazza Mazzini non ci piace tantissimo, anche se l'hotel ce l'avevamo lì, ma insomma non è che ci piaccia molto. E allora il coperto 5,20 € totali per 2 persone, la carbonara di mare 19,90 più 3,30 € di pasta fresca. Poi la frittura di pesce 18,30 € e devo dirvi che non è male come prezzo, perché in altri ristoranti, anche in quello di ieri sera, costava molto di più, costava sui 24-25 € la frittura di pesce, cioè. Poi espresso 1,60 €, la lattina di Coca-Cola costava 10 centesimi in più rispetto al ristorante di ieri sera, 3,60 €, l'acqua Dolomia da 70, 3,60 €, quindi uguale alla Coca-Cola. Comunque totale 55,50 €. E beh, veramente siamo rimasti molto colpiti. E basta, con questo chiudo il capitolo Jesolo. Mi serviva tantissimo, ci serviva tantissimo staccare da tutto qui. Sarebbe da fare molto più spesso, ma avendo i gatti a me scoccia sempre lasciare l'impegno a qualcun altro. Ma io ne avevo proprio bisogno di andare via, tantissimo, tantissimo, anche se sono stanca comunque, perché tra ieri e oggi abbiamo camminato veramente tanto, però serviva, è semplice, serviva. Vabbè, secondo me oggi c'era più caldo qua che al mare, Finisco di mettere via le ultime cose, vado a preparare la cena e poi mi faccio una bella doccia anch'io. Ah, non vi ho fatto vedere gli acquisti, ve li farò vedere domani. Non importa, domani è un altro giorno. E domani, per me domani, per voi forse in un altro vlog, non lo so. Comunque vado, mi tocca, se no mi addormento qui, per terra. Vado a fare ancora qualcosa, perché chi si ferma è perduto e io mi addormenterei qua all'istante, quindi vado. Ci vediamo, ciao!